Eccoci, benvenute e benvenuti al nostro approfondimento quotidiano che ci piace anche perché cerchiamo di analizzare, di approfondire degli argomenti. Oggi il nostro focus, immaginate che si tinga di lilla, perché è il colore che solitamente serve per accendere l'attenzione su quelli che sono i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Il 15 di marzo, quindi qualche giorno fa, si è celebrata la giornata nazionale, però noi siamo convinti che non basta una giornata, se ne deve parlare e se ne deve parlare sempre di più, di tutto quello che accade appunto quando si soffre di questi disturbi e soprattutto anche del coinvolgimento anche nell'ambito familiare. Io ringrazio tantissimo la dottoressa Maria Piana perché è la presidente che è con noi, non è la prima volta che la invitiamo e la sentiamo perché è la presidente appunto dell'associazione Stella Danzante che riunisce proprio le famiglie. Questa associazione, se non vado male con le date, è stata fondata nel 2013. Sì. 2013 sì. Proprio perché voleva appunto anche come dire, coinvolgere e dare supporto alle famiglie che spesso quando ci sono questi disturbi vengono coinvolte in prima persona e comunque sono eventi che comunque come dire, rompono determinati equilibri e quindi è importante anche parlarne per questo. Grazie anche alla dottoressa Maria Rosaria Iuli. Eccola, grazie, che bellissimo sfondo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ci mette già... grazie per l'invito, sì, è solo lo sfondo. Quindi non si trova in un paese tropicale, no? Assolutamente no, assolutamente è una psicologa, no. A breve verrò a Catania, ma in questo momento a Catania veramente c'è un tempo molto grigio. Comunque, psicoterapeuta, dicevo, psicologa, nonché anche ricercatrice dell'Università di Catanzaro, ha un'esperienza ventennale, nonostante sia giovanissima, nell'ambito appunto del trattamento di questi appunto disturbi, no? Della nutrizione e dell'alimentazione. Io per introdurci a questi argomenti vorrei intanto sentire una mamma che fa una testimonianza. Sentiamola e poi commentiamo. Diciamo che questo appunto provoca dei grossi disagi non solo per i ragazzi che vivono questo problema, ma purtroppo la famiglia che li segue grosse difficoltà, prima di tutto per capire in tempo cosa sta succedendo e successivamente sentirsi sempre inopportuni, non saper mai come e cosa dire, come muoversi, cosa fare per aiutare il proprio figlio. Insomma, non sai come muoverti perché come ti muovi sbagli, se ti muovi in un certo modo rischi di ottenere l'effetto contrario perché magari il figlio può andare incontro a qualcosa di estremo. Maria Piana, qualcosa di estremo, ma nello stesso tempo questa mamma esprime proprio anche la difficoltà, no? di approcciarsi a un parente, a un figlio, sì. Una figlia, insomma. Sì, Qual è la vostra esperienza? Sì, io ci tengo a dire che comunque la ragazza di cui si parla è assolutamente fuori ormai, certo. Ha ripreso in mano veramente la sua vita alla grande e la mamma ci ha detto cosa si prova invece nel momento in cui ci si imbatte in questo disturbo e nell'incertezza, nella difficoltà che per le famiglie di trovare risposte. La nascita dell'associazione è proprio per questo che è nata, perché si voleva essere un punto di riferimento quando nel momento di grande confusione i familiari si trovano sperduti, veramente questa è la parola giusta, perché a me piace sempre dire la famiglia, noi la immaginiamo, la possiamo vedere sia dal punto di vista giuridico, è un contratto poi alla fine, sia che sia il matrimonio che l'unione di fatto, certo. Però la famiglia è soprattutto un insieme di rapporti, di relazioni che si interfacciano sia all'interno che all'esterno della stessa. Quindi quando succede un evento del genere si destabilizza, come diceva prima, tutto quanto, c'è un sistema che salta completamente, perché non è solo una persona che si ammala, si ammala tutta la famiglia. In più ci metti la difficoltà di riuscire a trovare dei riferimenti, degli agganci, un percorso di cura e quindi per questo
noi ci adoperiamo per fare da tramite. Ecco. Certo, assolutamente. Ora poi magari andremo piano piano cercando a piccoli passi di capire cosa si può fare, se ci sono strutture, insomma se c'è questa rete di supporto anche istituzionale, diciamo, rispetto a queste problematiche. Però, dottoressa Iuli, il primo approccio che si ha quando qualcuno si rivolge a lei, cioè un familiare, ma soprattutto la persona che in quel momento, cioè qual è la prima cosa che le raccontano? Che cosa esprime? Sì, certamente esprime un disagio che va al di là del rapporto con il cibo, perché il problema non è il cibo è il mezzo attraverso il quale la persona, il ragazzo o la ragazza cerca di gestire le difficoltà emotive e quindi è una sorta di automedicazione, no? Rispetto a quella che è la sua sofferenza intrapsichica, ma anche e soprattutto affettiva ed emotiva. Solitamente ci sono dei segnali per intercettare il disturbo, sono segnali diversi che nel corso del tempo sono cambiati anche quando io ho iniziato ad occuparmi di disturbi alimentari, oramai era il 2007 e questi disturbi seguono un po' come dire, i cambiamenti della società, no? Infatti sono denominati dei disturbi cultural bound. Quindi cambiano con il densificarsi della società, con il diversificarsi anche delle famiglie, perché oggi non abbiamo più famiglie come le avevamo 20 anni fa, no? Abbiamo più delle famiglie allargate, delle famiglie diverse, e quindi, come diceva prima appunto Maria, l'importante è avere dei punti di riferimento, perché le famiglie non sanno veramente dove andare, non sanno veramente dove recarsi, anche perché c'è stato un cambio particolare di disturbi alimentari. Fino agli anni 90 circa era considerato un disturbo come se fosse un capriccio, adesso per fortuna si parla in maniera diversa di disturbi alimentari. Il Ministero della Salute ha emanato dei fondi, no? Che grazie a quelli esistono degli ambulatori nei posti, diciamo, più diversificati d'Italia, però ancora oggi nel 2026 abbiamo una situazione a macchia di leopardo, quindi non tutte le regioni, anche la Sicilia, gode di quelli che sono i livelli di assistenza di cura dei disturbi alimentari. Assolutamente, è proprio questo chiedo a lei, un genitore che si trova insomma in questa situazione, a chi si deve rivolgere e soprattutto se ci sono poi delle strutture. Allora, in questo momento, diciamo, in Sicilia fino a qualche tempo fa, come c'era il vuoto assoluto, non c'era granché. Adesso noi ci stiamo attrezzando col fondo, mi pare che del 2021, con la finanziaria, a livello nazionale sono stati stanziati dei fondi, per cui si sta provvedendo a istituire degli ambulatori su tutto il territorio regionale. Quindi abbiamo al momento 9 ambulatori, uno per provincia, e l'ambulatorio è il livello base, perché in effetti sono 5, perché poi c'è il day hospital, c'è il semiresidenziale, per arrivare alla residenzialità, che è quella che auspichiamo tutti che prima o poi venga istituita, perché è molto importante, appunto, perché lì si apre un discorso enorme, sono i famosi viaggi della speranza. Ecco, per adesso in Sicilia non ci sono, per adesso quindi non c'è. Nell'ambulatorio chi c'è? Qual è la figura di riferimento? Nell'ambulatorio dovrebbe essere, diciamo innanzitutto che è un disturbo multifattoriale, quindi deve essere aggredito da un'equipe, non da un singolo specialista, quindi normalmente dovrebbe esserci psicologo, psichiatra, nutrizionista, questi sono i 3 alla base, poi si può ampliare anche con altre figure. Certo, ma attualmente in Sicilia sono operativi questi ambulatori? Sì, gli ambulatori diciamo che sono già stati costituiti in tutte le province, quindi già ci sono partiti. Ovviamente siamo all'inizio, quindi qualche provincia ha già tutta l'equipe, qualcuno ancora non ce l'ha, però diciamo che ci stiamo attrezzando, perlomeno abbiamo cominciato. Certo, qualche passo in più. Dottoressa Iuli, per quanto riguarda, si dice sempre che questi giovani sono sempre più vulnerabili, l'ultimo report di Save the Children ci racconta proprio un mondo giovanile sempre più fragile ma anche sempre più violento, no? È quasi una reazione, anche con atti di autolesionismo che crescono, insomma anche il rapporto col cibo è cambiato. Assolutamente sì, il rapporto con il cibo è un rapporto che ha esordi antiche, possiamo dire, no?
Se noi consideriamo le sante mistiche, utilizzavano appunto il cibo per in qualche modo, come dire, punirsi, no, di quello che poteva essere stata il loro peccato. Sicuramente il cibo rappresenta il mezzo attraverso il quale comunicare al mondo il proprio disagio, quindi certamente ha un significato importante. E l'aumento della difficoltà, della fragilità emotiva degli adolescenti lo viviamo ogni giorno con le notizie che ascoltiamo dalla TV, ma anche quelli che non arrivano alla stampa, per cui questi comportamenti certamente sono andati ad aumentare. Questo lo abbiamo anche verificato a seguito dell'epidemia del Covid-19, che in qualche modo come dire, ci ha inserito all'interno di una cerchia in cui chiaramente i giovani sono stati costretti come dire, a chiudersi, no? E quindi a non avere la possibilità quantomeno di essere ascoltati. E questo noi come clinici dobbiamo sempre di più condividere l'esigenza di ascoltare i giovani e chiaramente attenzionarli sempre più da vicino. Certo, assolutamente. Dottoressa Piana, ma quando una famiglia si rivolge a voi, questa mamma mi ha colpito perché dice, ovviamente questo è un esito positivo perché appunto poi la ragazza ha ripreso, insomma, anche se resta sempre una fragilità, non fragilità ma sensibilità forse verso diciamo un periodo della propria vita così forte, così incisivo, come tutti gli effetti traumatici che possono capitare nella vita. Ma mi chiedevo questo appunto, cioè queste famiglie che si rivolgono a voi si sentono anche impotenti, lo diceva la mamma, e anche arrivare a gesti estremi. Purtroppo la cronaca ci racconta di una ragazza recentemente a Catania che appunto non ce l'ha fatta ed era una studentessa, insomma anche quella una storia che racconta tanto disagio. Ecco, praticamente voi cosa fate nella vostra associazione? Noi cerchiamo soprattutto di accogliere i genitori, come dicevo prima, di fare da tramite e dare qualche indicazione per trovare i servizi, perché adesso ci sono. Certo. Non vorrei ricordare anche che abbiamo all'ospedale di Acireale la neuropsichiatria infantile, Sì. un reparto specializzato per i disturbi dei minori, e il Day Hospital dell'ospedale San Marco che si occupa di adulti, perché in genere sono approcci diversi fra adulti e minori come cure, però noi cerchiamo di ascoltarli i genitori e di accoglierli, e per questo facciamo dei gruppi di sostegno dei genitori in cui loro hanno modo di confrontarsi e devo dire di sfogarsi veramente, di dire tante volte l'indicibile, perché la disperazione è tanta. A volte, pochi giorni fa mi ha telefonato una mamma, io credetemi non ho fatto altro che ascoltarla. Alla fine mi ha ringraziato e mi ha detto grazie perché io oggi ho potuto parlare con qualcuno. Certo. E quindi è fondamentale anche questa fase, diciamo, di ascolto, di attenzione verso chi, ma questo penso in tutti i casi appunto nei quali ci sono delle situazioni difficili e problematiche. E infatti a proposito di questo, dottoressa Iuli, come si ricostruisce poi la rete anche all'interno della famiglia, no? Questo equilibrio che si spezza, perché la dottoressa Piana diceva veramente è una sorta di tsunami, no? Per un nucleo familiare, che il nucleo familiare è sempre fatto di rapporti. Come invece si ricostruisce piano piano appunto questa rete, o comunque si ritorna, si cerca di superarlo questo momento? Sicuramente si lavora sulle relazioni, si lavora sull'importanza, sulla riscoperta delle relazioni tra genitori, sull'importanza di una comunicazione più efficace e più attenta nei confronti dei bisogni di tutti i partecipanti alla famiglia, perché appunto il disturbo alimentare colpisce, è vero che colpisce il singolo, ma molto spesso il singolo si fa portatore di un disagio ancora più grande che appunto una sintomatologia. E il lavoro è certosino perché è fatto di ricostruzione di reti, è fatto di ricostruzione tra i genitori, è fatto di ricostruzione tra genitori e figli, e quindi questo è un passaggio che si fa in maniera chirurgica, no? Mi viene in mente, si fa con tutte le figure coinvolte all'interno del percorso di cura. È importante questo passaggio perché fino a qualche tempo fa la famiglia veniva demonizzata, no?
e veniva, anzi addirittura l'adolescente veniva allontanato dalla famiglia d'origine, perché in qualche modo la famiglia d'origine si considerava come la fonte, no, del dolore dell'adolescente. Fortunatamente i nuovi approcci psicologici e psicoterapeutici invece tirano dentro la famiglia come parte integrante di un percorso di tipo costruttivo, e anche le linee guida del Ministero della Salute del 2017 ci danno delle informazioni su come le famiglie devono diventare i nostri coterapeuti. È interessantissimo quello che lei dice, e a questo proposito do il benvenuto al dottore Salvatore Salerno, che vedo collegato. Ce l'ha fatta, dottore, a collegarsi? È dirigente medico di dietologia. In mezzo al traffico di Catania. Infatti, ci combattiamo buona quotidianamente. Buona giornata, dottoressa, buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie. Lei è il dirigente medico di dietologia e nutrizione al Policlinico di Catania, se non vado errata, ma lei parlavamo di percorsi di cura. Chi più di lei ha contezza di quanto è possibile appunto uscire, curarsi quando si soffre di questi disturbi? Parliamo di anoressia, bulimia, binge eating, ultimamente queste abbuffate incontrollate. Sì, allora è fondamentale iniziare i percorsi di cura il più precocemente possibile, perché prima viene individuata la patologia, prima viene affrontata, più si ha la possibilità di riuscire a sconfiggerla. Il problema è rappresentato dalla limitatezza che abbiamo oggi come oggi sia di strutture, che sono molto poche, sia di personale adatto ad affrontare questo tipo di patologie. Fino a un po' quando io cominciai a interessarmi molto di disturbi del comportamento alimentare, parliamo di oltre 10 anni fa, la situazione era sicuramente molto peggiore rispetto a quella odierna, perché non c'era la sensibilità, erano patologie che creavano una stigmatizzazione molto marcata, per cui che rimanevano nascoste. Adesso tutto questo è cambiato un po', c'è una maggiore sensibilità, ci sono stati degli stanziamenti a livello nazionale, anche se non somme, voglio dire, eccessive, ma si pone un problema logistico di utilizzazione di questi stanziamenti. Perché, che le posso dire, io nel mio centro, le faccio un esempio, fino a un anno fa avevo 3 psicoterapeute che erano disponibili e adesso nel tempo si sono ridotte a una soltanto, per cui facciamo veramente grandi sacrifici e cerchiamo di fare il possibile per venire incontro alle necessità dei pazienti e in molti casi anche delle famiglie. Però è chiaro che quando il personale formato si riduce, tutto quanto diventa difficile. In altri casi abbiamo invece la presenza di personale che però non viene utilizzato, cioè non viene organizzato all'interno di team multidisciplinari che sono la forma migliore per affrontare la patologia. È una cosa fondamentale rendersi conto che per affrontare queste patologie c'è la necessità di abbandonare la cultura dell'io sono come terapeuta, ma bisogna invece abbracciare la cultura del noi siamo come gruppo multidisciplinare, perché d'altra parte la letteratura mi dà completamente ragione e ampiamente ragione. L'unico modo per affrontare con contezza queste malattie è la metodica multidisciplinare, solo che molti colleghi non ci credono o non riescono ad adattarsi a questa modalità. Certo, questo è un cambio di, proprio di mentalità nell'approccio di questa malattia. Io mi devo fermare, ma per pochissimo ritorniamo in studio, così anche possiamo continuare a parlare e approfondire. Torniamo di nuovo in studio, ci stiamo occupando dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Dottoressa Piana, lei sentiva il dottore Salerno, questo approccio, insomma, da lei che ha contatto con le famiglie.
questo è un problema serio, no? Per chi poi ha bisogno di risolvere, di affrontarlo, la situazione. L'ideale sarebbe trovare la strada bella, spianata, sapere dove andare, però veramente, credetemi, non è facile. Come diceva il dottor Salerno, ci vorrebbe una maggiore attenzione anche dei direttori generali per potenziare certi reparti, quali potrebbe essere il Day Hospital che c'è a San Marco, che stava seguendo veramente tantissime persone, tanti vengono pure in associazione perché noi abbiamo una convenzione col Day Hospital e organizziamo delle attività quindi anche, insieme, sì, cerchiamo di essere, per quel poco, io dico sempre, per quel poco che noi possiamo fare, cerchiamo di essere d'aiuto, di dare un supporto, perché ci vorrebbe molta più gente, perché i numeri sono tanti, purtroppo sono tanti, sono sottostimati. Prima parlava la mamma di conseguenze estreme, e quello che sentiamo sempre è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali a una certa età. Soprattutto tra gli adolescenti. Considerate che i numeri non sono quelli, sono sottostimati, perché molti decessi non avvengono con una diagnosi, è successo ma magari perché c'è stato un arresto cardiaco. Quindi una complicanza dovuta Una complicanza di quello, però poi non arriva alle statistiche veramente il caso, quindi noi abbiamo numeri enormi come i famosi 3 milioni di casi in Italia, ma sono quelli che arrivano alle cure. C'è un sottobosco di persone che non arrivano alle cure, perché qualcuno l'ha detto prima, su questa malattia c'è ancora uno stigma molto pesante. Molto pesante. E a questo proposito chiedo a lei, dottoressa Iuli, questo stigma ancora persiste? Cioè, quale resistenze lei riscontra nell'approcciare poi il paziente? Beh, le difficoltà sono tante. Intanto c'è il problema dei ragazzi che si ammalano, quindi dei disturbi alimentari che fino a poco tempo fa si pensava appartenessero soltanto al genere femminile. Abbiamo visto e stiamo vedendo che sempre più maschi si ammalano e arrivano alle cure. Certo, è difficile intercettare il sintomo e quindi il ragazzo affetto da disturbo alimentare, perché c'è vergogna. Perché fino ad ora è stato pensato come un disturbo prettamente femminile e poi i genitori fanno fatica a credere, no? Perché mentre immaginiamo un disturbo, non so, mi fa male la testa, prendo la tachipirina, che è una cosa insomma facilmente visibile ad occhi nudi, non mangiare è qualcosa che viene letto ancora come un capriccio. Quindi mangia, se non vuoi mangiare non mangi, se mangi ok, ma non necessariamente viene letto come un problema, come un disagio. Certo, assolutamente. Dottore Salerno, quali sono i campanelli d'allarme? Cioè un genitore cosa deve scoprire del proprio figlio o della propria figlia? Perché a volte magari i genitori all'inizio non, appunto, come diceva la dottoressa Iuli, non danno grande importanza, no? O lo si attribuisce a un capriccio, magari se sono molto piccoli i bambini, ma in realtà ci sono dei campanelli d'allarme ai quali bisogna invece dare attenzione. Assolutamente sì. Allora io sottolineo, io non mi occupo di età infantile e adolescenziale, mi occupo di adulti, però sia nei ragazzi che negli adulti si manifestano degli evidenti campanelli d'allarme che bisogna attenzionare e che sono non per forza legati esclusivamente all'ambito nutrizionale, all'ambito alimentare, anche se poi hanno un risvolto nell'ambito alimentare. I campanelli d'allarme sono innanzitutto rappresentati dal fatto che un ragazzo che prima aveva una vita sociale normale tende ad avere una vita sociale molto più isolata che prima. Ha un ragazzo che mentre prima accettava l'amicizia da parte di determinate persone o di determinati gruppi di amici, ora la rifiuta. Ha un ragazzo che prima aveva una vita familiare più o meno regolare, va bene, adesso tende ad isolarsi, a chiudersi nella stanza, a non avere a che fare con nessuno. E poi dal punto di vista nutrizionale vediamo che praticamente questi soggetti tendono ad evitare praticamente tutta una serie di cibi. In linea di massima i primi ad essere evitati sono i cibi considerati grassi e i cibi contenenti carboidrati.
Poi cominciano ad essere evitate anche gli altri cibi. Poi, quando si siedono a tavola, si vede che spesso hanno un'azione di sminuzzamento di tutto quello che hanno nel piatto e di praticamente scelta all'interno di queste piccole porzioni di ancora più piccole quote che vengono ingerite. Certo, quindi insomma questi questi sono tutti segnali a cui bisogna dare attenzione. Attenzione, dottoressa Piana, abbiamo pochi minuti prima di chiudere. Volevo invece che lei ci parlasse di questa iniziativa che lei ogni anno con grande impegno e fatica, devo dire, fatica, sottolineo. Cioè, proprio per sensibilizzare ancora di più. C'è questo incontro di venerdì. C'è tutto un mondo, questo c'è tutto un mondo intorno, quindi che cosa ce lo spieghi? Noi abbiamo anche la locandina sì. di questo convegno importante che si svolgerà a Catania. C'è tutto un mondo intorno e vi dico, era estate e stavo in spiaggia e mi sono guardata intorno e ho visto i ragazzi che giocavano e ho detto ma c'è tutto un mondo intorno a una patologia che invece è chiusa in se stessa, perché chi si ammala si chiude, certo. E fuori c'è il mondo, però questo mondo è influenzato dal sintomo del singolo e quindi ho pensato che stavolta questo titolo mi piaceva veramente. Certo. E quindi lancia anche un messaggio, diciamo, sì. di speranza per tutti, per chi si trova in questa difficoltà, per chi vuole superarle, insomma è sempre un impegno che continua. Al convegno ci sarà la dottoressa Iuli, il dottor Salerno e tanti altri specialisti, certo. che parleranno dei disturbi alimentari, anche delle nuove forme, fra cui brevemente l'ortoressia, la vigoressia. Certo. Cioè, è veramente un mondo che è ancora sconosciuto, perché mentre riconosci chi sminuzza il cibo, non capisci chi si ammazza di fatica in palestra per riempirsi di muscoli. Certo. E quindi è quello che cercheremo di fare. Un'ultima cosa, ci rivolgiamo al mondo universitario, agli studenti da psicologia a dietistica, agli specializzanti di psichiatria. Stiamo cercando di intercettare i pediatri che possono essere un front office per cercare di accendere quella scintilla nei futuri professionisti. Assolutamente, perché loro sono le sentinelle, poi diventano. Sì. Io purtroppo mi fermo qui, spero comunque di tornarci sull'argomento perché abbiamo tante cose da dire e da scoprire soprattutto. Ringrazio tanto il dottore Salerno e la dottoressa Iuli per essere stati con noi oggi, ovviamente grazie a voi. Grazie, buon lavoro anche alla dottoressa Piana che ne ha tanto da fare, grazie anche a chi ci ha ascoltato, alla prossima.